Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Per il ponte di Ognissanti, folla alla Fiera dei Morti di Catania. 150 stand espongono i regali che i defunti porteranno nella notte ai più piccini, come vuole la tradizione. Presi d'assalto i dolci tradizionali, dalle rame di Napoli alle ossa dei morti. I cimiteri di Palermo, dopo la chiusura per le pulizie, riaperti in ordine in occasione delle migliaia di visite ai defunti oggi e domani. Servizi agli utenti per garantire un afflusso regolare. A Catania, piano straordinario di viabilità. In gita sull'Etna i turisti cafoni adesso lasciano la firma pure sulle rocce del cratere dei Monti Silvestri. 2 porte stagne rimaste colpevolmente aperte. Potrebbe essere questa la causa dell'affondamento nell'agosto scorso del Beizian, investito da una tempesta al largo di Porticello, ma per il New York Times i motivi sono altri. Ad Agrigento crisi idrica senza fine, in attesa del rifacimento delle tubature Colabrodo l'acqua continua a perdersi lungo le strade, come vedete, tra rabbia e sconforto dei cittadini. Sdegno del sindacato dopo la nuova tragedia sul lavoro nel catanese. Un falegname di Belpasso ha perso la vita cadendo per non essere investito da dei pannelli. 5 le morti bianche quest'anno solo nella provincia etnea. Calcio, stenta ancora il Catania. Contro la Turis finisce 1-1, appena 2 i punti nelle ultime 3 partite per i rossazzurri. Cade ancora il Messina, superato in casa dalla Cavese. Calcio, al Palermo manca la continuità. Da 8 mesi i rosanero non centrano 2 vittorie consecutive e domenica al Barbera arriva il Cittadella. Bentrovati, primavera giornata di folla alla Fiera dei Morti allestita al parcheggio Fontana Rossa di Catania. L'occasione è trovare il regalo giusto che i defunti porteranno nella notte ai più piccini, come vuole la tradizione. Simona Mazzone. Accantonata la notte di Halloween, usanza celtica vissuta per lo più in America ma esportata ormai da tempo in Italia, tra dolcetti e scherzetti, balli e zucche intagliate, ci si concentra sulla più tipica delle tradizioni nostrane, la commemorazione dei defunti, che accompagna anche i più piccoli che ricevono doni dai cari estinti nella notte tra l'1 e il 2 novembre, occasione per sbizzarrirsi con regali e oggetti personali o casalinghi. È la cosiddetta Fiera dei Morti, allestita a Catania nel parcheggio Fontana Rossa. Cosa porteranno i morti ai bambini questa notte? Un treno, giocattoli, cagnolini. Penso che qua stasera abbiamo finito uno stipendio. Tantissimi sacchetti, cosa ha comprato? Cose per la casa, qualche regalino per i bambini, qualcosa per il nostro cagnolino. Il cane non l'ha comprato qui. No, questo l'ho portato da casa. I commercianti lamentano che da quando è stata inaugurata la Fiera dei Morti è stata un po' sottotono. Oggi, primo giorno di vera affluenza. Per fortuna oggi il movimento si è ampliato rispetto agli altri giorni. E le festività natalizie sono più vicine di quanto si pensa, anche se il clima sembra dimostrare il contrario. Qui è già Natale? Sì, per noi sì, giustamente i morti già sono quasi finiti, ora si avvicina il coso natalizio per i regali. Tra un acquisto e l'altro immancabile una tappa tra i prodotti alimentari. Tutti questi sono i dolci tipici del periodo, quali sono i più venduti? I più venduti sono le rame, i totò, le ossa dei morti. Rompono un po' i denti? Sì, vabbè, ma è la caratteristica di questi biscotti. Qual è il prodotto più richiesto qui? L'anduia, siamo calabresi. Com'è? Buonissimo. State pensando a un panino imbottito? Sì. Tutto? Tutto. Tipica colazione autunnale. Autunnale direi di no, perché qua a Catania è sempre estate. La fiera rimarrà aperta fino al 4 novembre nei festivi dalle 9 a mezzanotte e nei giorni feriali dalle 9 alle 22:30. Beh,
Buon appetito e buon divertimento allora. All'insegna della tradizione per il ponte di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, migliaia di catanesi si stanno recando in visita alle tombe dei propri cari. Per fronteggiare il notevole afflusso verso il cimitero di via Aquicella, il Comune ha varato un piano straordinario di viabilità, con molte strade interdette al traffico e il divieto vale per tutti i veicoli eccetto i taxi. 4 auto del Comune sono state messe a disposizione per accompagnare i disabili, mentre l'AMTS, l'azienda dei trasporti pubblici, ha rafforzato i bus navetta interni e le frequenze delle corse dirette, con l'aggiunta di altre linee con percorsi speciali. Il cimitero, ricordiamo, rimarrà aperto dalle 7 alle 17. E i cimiteri di Palermo, dopo alcuni giorni di chiusura per le pulizie, sono stati riaperti in ordine in vista delle migliaia di visite, anche qui, ai defunti oggi e domani. Servizi per gli utenti per garantire un afflusso regolare e senza intoppi. Marco Gullà. Bagni chimici, navette gratuite per il trasporto degli utenti e presidi medici con ambulanza sul posto. I cimiteri palermitani da stamattina hanno un nuovo look in vista della festa di Ognissanti e per la giornata della commemorazione dei defunti in programma domani. Obiettivo quello di garantire un servizio efficiente. Abbiamo macchinine che possono accompagnare le persone anziane, montascale per accedere alle aree meno facili, abbiamo comprato una spazzatrice, abbiamo comprato tutta una serie di attrezzature che ci consente di tenere il cimitero pulito con meno personale. Da ieri fino a domenica ai rotoli sarà presente inoltre un'autobotte con rubinetti bassi messa a disposizione dalla città metropolitana. L'affluenza maggiore è prevista ovviamente per domani e parallelamente ci saranno anche variazioni alla viabilità in tutti i cimiteri del capoluogo che resteranno aperti in questi giorni dalle 8 alle 18, ultimo ingresso alle 17. Questi sono i giorni anche delle gite, per esempio sull'Etna dalle nostre parti. Ebbene, i crateri silvestri sono alle prese con turisti maldestri che non perdono l'occasione per lasciare la propria firma pure sul vulcano. Gli operatori chiedono a questo punto più controlli. Luca Ciliberti. La voglia di lasciare una firma, un segno del proprio passaggio, ovunque, spesso non curanti del gesto. Già, perché in Italia è facile che i turisti spesso inconsapevolmente danneggino, deturpino o rovinino non solo i monumenti ma anche gli ambienti e i paesaggi naturalistici. È il caso dei crateri silvestri a quota 1920 metri sull'Etna. L'ultimo caso riguarda un gruppo di visitatori che ha pensato bene di utilizzare maldestramente la pietra lavica per lasciare la propria firma. Cuori, iniziali e l'immancabile fotografia, come se fossero in spiaggia. Eppure quella porzione di territorio del Parco dell'Etna è patrimonio naturale dell'UNESCO, dunque va tutelato con maggiore attenzione. Lo sa bene chi quotidianamente ci vive e ci lavora. Spostare, modificare o anche solo prendere porzioni di quel territorio lavico da usare come souvenir da portare a casa o ad amici e parenti è severamente vietato. Eppure questi gesti non sono isolati. Ecco perché la funivia dell'Etna chiede alle istituzioni più controlli e un presidio permanente per scoraggiare ed educare i visitatori che ogni giorno numerosissimi vengono ad ammirare la bellezza e la magnificenza del vulcano. Oggi questo presidio di controllo viene svolto in maniera totalmente spontanea e volontaria dal personale dell'azienda che si occupa delle escursioni in cima e che ha la propria base operativa proprio a Etna Sud. La nostra missione è quella di far fruire al turista le bellezze del nostro territorio tutelandolo, spiega l'imprenditore russo Morosoli, che adesso non solo chiede controlli permanenti ma anche l'accesso regolamentato per proteggere l'Etna dai rischi di deturpazione e malcostume portati dall'uomo. Dalla montagna al mare, 2 porte stagne rimaste colpevolmente aperte. Potrebbe essere questa, apparentemente banale, la ragione dell'affondamento del Besian, secondo alcune ricostruzioni degli investigatori coordinati dalla Procura di Termini Imerese. Ma per il New York Times, importante quotidiano americano, i motivi sono altri. Orazio Longo. Non dal portellone di poppa, perché quello era chiuso, lo aveva testimoniato con alcuni scatti anche il capitano della Baden-Powell che si trovava nelle vicinanze, ma 2 porte stagne lasciate colpevolmente aperte a poppa e al centro della nave. Potrebbe essere questa la causa dell'affondamento del Besian, lo yacht da 40 milioni di euro inabissatosi ad agosto nelle acque di Porticello a Palermo, uccidendo 7 persone, tra cui il proprietario e magnate Mike Lynch e la figlia 18enne.
Questa l'ipotesi a cui sarebbero arrivati gli inquirenti coordinati dalla Procura di Termini Imerese, come riporta il quotidiano La Repubblica. Secondo gli investigatori della Guardia Costiera, infatti, si prospetterebbe una responsabilità dell'equipaggio che non avrebbe avuto la prontezza di intervenire, seppur in una situazione al limite, con venti che andavano oltre i 120 km/h e il mare in tempesta. Da contraltare però a questa tesi c'è quella del quotidiano americano New York Times, che propone teorie basate su una potenziale instabilità della barca dovuta alla presenza del maxi albero voluto dal proprietario dell'epoca, il danese John Greenwood, nel 2008, l'albero più alto del mondo. La replica della società armatrice che rimanda al mittente ogni ipotesi della testata newyorkese, spiegando come l'articolo affermi concetti che definisce addirittura risibili dal punto di vista tecnico. Intanto i sommozzatori della Marina Militare sono tornati nel relitto del Bayesian per recuperare altri reperti, mentre non è stato ancora ultimato il progetto del recupero della barca, che potrebbe avvenire senza che venga svuotata dei 18.000 litri di carburante che giacciono col veliero in fondo al mare. La cronaca delle ultime ore: notte di guerriglia nei pressi di un autogrill in Calabria sulla A2 tra Ultrà del Catania e quelli della Cavese. Intorno alle 3 nel Cosentino i due gruppi hanno bloccato l'autostrada in entrambi i sensi di marcia e si sono affrontati a volto coperto armati di bastoni e spranghe con lancio di pietre, bottiglie e petardi che ha generato naturalmente il caos. Alcuni automobilisti hanno cercato di allontanarsi per evitare di finire coinvolti negli incidenti. Le forze di polizia sono intervenute per disperdere i facinorosi. Negli scontri sono rimasti feriti tifosi di entrambe le squadre. Catania spara all'ex compagno della madre. È stato ricostruito così il movente dell'agguato di via Balatelle di una settimana fa. E un giovane di 22 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Tonino De Mana. Ha sparato all'ex compagno della madre per proteggerla da continue liti ed episodi di violenza. È questo il movente che ha portato prima al fermo e poi all'arresto di Francesco Castorina, 22 anni, accusato di tentato omicidio. La squadra mobile, coordinata dalla Procura di Catania, ha chiuso il cerchio sul ferimento di un uomo di 53 anni avvenuto la sera del 24 ottobre scorso in via Balatelle, nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo. A richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine era stata una telefonata al numero unico di emergenza 112 che segnalava la presenza di un'auto con lo sportello lato guida aperto ed una persona sanguinante con ferite d'arma da fuoco al braccio sinistro. Mi hanno fatto una trappola per poi indicare la persona che ha imbracciato il fucile prima di essere sedato dal personale sanitario. Il racconto della vittima da un letto d'ospedale del Policlinico ha permesso agli investigatori di ricostruire tutta la vicenda, legata quindi a vecchi rancori e alla sfera personale dell'uomo. Al termine delle formalità di rito e dopo la convalida del GIP, Francesco Castorina è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Palermo scarcerato nei giorni scorsi per decorrenza termini mentre era al 41 bis. Da ora in poi Giuseppe Corona, il boss mafioso re delle scommesse clandestine all'ippodromo, non potrà abitare in Sicilia e dovrà rimanere in casa di notte nella città della sua nuova residenza. Lo ha deciso la Corte d'Appello. I carabinieri di Taormina hanno posto ai domiciliari con braccialetto elettronico 2 pregiudicati della provincia di Catania per una serie di furti d'auto commessi a Santa Teresa di Riva, Furcisiculo, Giardini Naxos e Gaggi. I colpi sarebbero stati realizzati sempre in orario notturno con la stessa modalità. Uno dei 2 fungeva da palo, mentre l'altro, forzato lo sportello, si allontanava velocemente sull'auto rubata. In alcune circostanze i carabinieri sono riusciti a ritrovare le auto e a restituirle ai proprietari. Ad Agrigento crisi idrica senza fine. In attesa del famoso rifacimento delle tubature Colabrodo, l'acqua continua a perdersi in strada, tra rabbia e sconforto dei cittadini. Davide Sardo. Ad Agrigento, nella popolosa frazione di Fontanelle, nonostante il nome del quartiere sollevi ottimismo, le fontanelle nelle case e nei locali commerciali sono a secco. I turni di distribuzione sono estenuanti e insopportabili per migliaia di famiglie. Le fontanelle invece sono in strada. Ecco il paradosso: ampia parte di quella poca acqua destinata a residenze e negozi si perde per strada, come testimoniato da queste immagini registrate in un condominio della via Alessio Di Giovanni, tra rabbia e rassegnazione.
E sì, perché il problema è stato più volte segnalato ai cittadini, agli enti preposti, ma nessuno finora è intervenuto per tamponare l'emorragia d'acqua. Questa grossa perdita è stata segnalata e denunciata da ben 8 mesi. A documentare questo rubinetto che corre H24 per 3 giorni, 2-4 giorni di fila, dopodiché continua a perdere, cambia la portata. Tutto questo dal 17 marzo 2024. E mentre l'acqua si perde anche nel centro cittadino, come accade a Porta di Ponte, a 2 passi dalla via Atenea, il cosiddetto salotto buono della città, arriva pure la nota di Mare Amico che denuncia un altro spreco: 12 milioni di metri cubi di acqua pulita l'anno proveniente dai depuratori vengono gettati in mare anziché, afferma l'associazione, distribuirli agli agricoltori. È uno scandalo che deve finire, le istituzioni facciano qualcosa, si muovano, sono passati 8 mesi, non è possibile. Passiamo ad altro, sdegno della CGIL dopo la nuova tragedia sul lavoro nel Catanese, un falegname di Belpasso scivola e perde la vita. Per il sindacato è necessario investire proprio sui dispositivi di sicurezza personali e intanto sale a 5 il numero delle vittime solo nella provincia di Catania dall'inizio dell'anno. Emanuela Corsi. Ogni volta che accadono questi episodi ci arrabbiamo e addoloriamo moltissimo pensando alla perdita del singolo lavoratore e alle conseguenze sulla sua famiglia. La provincia di Catania piange una nuova vittima sul lavoro, la quinta dall'inizio dell'anno. Rosario Tripi, falegname di 60 anni, ieri pomeriggio stava lavorando nella sua ditta di pianotavola in via Pio La Torre. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, per evitare che alcuni pannelli di legno gli cadessero addosso, sarebbe scivolato battendo violentemente la testa. Un colpo che si è rivelato fatale. A nulla infatti sono valsi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118. Per quanto ci riguarda non esistono incidenti sul lavoro impossibili da evitare. Da anni come CGIL ma come organizzazioni sindacali ripetiamo che è necessario investire non solo sulle condizioni di sicurezza generale nei luoghi di lavoro ma anche sui dispositivi di sicurezza individuale. Investire politicamente sulla sicurezza è una priorità, è l'unico modo per consentire ai lavoratori di limitare i danni al massimo in caso di incidenti, ma per essere sicuri che questo accada i controlli devono aumentare, così come gli investimenti nella formazione. Tripi pochi giorni fa aveva festeggiato i suoi 60 anni. In questa foto lo vediamo elegante e sorridente davanti alla torta. Sui social il cordoglio di amici e conoscenti che lo ricordano come una persona per bene, un padre di famiglia, ma soprattutto un grande lavoratore. Davvero un gran dolore. Sia garantito il diritto all'occupazione e alla dignità. Il vescovo di Ragusa, Monsignor La Placa, mostra vicinanza alle famiglie degli operai di Versalis e delle aziende dell'indotto, perché a Priolo e a Ragusa sono ormai a rischio migliaia di posti di lavoro. Veronica Barbarino. La decisione di Eni circa la prevista cessazione della produzione di idrocarburi leggeri e di polietilene negli stabilimenti di Priolo e Ragusa, nell'ottica di una transizione ecologica e decarbonizzazione entro il 2029, è un duro colpo per l'economia di oltre 1.700 famiglie di lavoratori, più l'indotto. Politici e sindacati, pur riconoscendo l'importanza di ridurre l'impatto ambientale, manifestano una preoccupazione crescente per la ricaduta occupazionale che il piano potrebbe avere. Un appello a non lasciare a casa nessuno arriva anche dal vescovo di Ragusa. Facciamo appello a chi di dovere, a tutti coloro che in questo momento, attraverso le loro scelte pongono i nostri lavoratori in uno stato di ansia, di trovare tutte le soluzioni possibili perché nessun posto di lavoro vada perduto. Si tenga presente che c'è una dignità di un lavoratore, c'è un benessere della famiglia, una serenità della famiglia che va tenuto presente. Sull'argomento il segretario generale della CGIL di Ragusa, Peppe Scifo, dichiara che questa dell'Eni è una tappa drammatica dentro il percorso di deindustrializzazione che sta attraversando l'Italia. A Ragusa i sindacati il 12 novembre saranno pronti a scendere in piazza. Catania e le discariche abusive. Ci siamo appostati in via Calliope dove il sindaco trentino ironicamente aveva messo a disposizione un camper per stanare gli incivili. Il nostro Tonino De Mana ha accolto l'invito,
ma al posto del camper ha trovato una roulotte incredibilmente abbandonata tra i rifiuti, una roulotte spazzatura. Se le telecamere a Fondo Romeo non servono a nulla e l'organico ridotto dei vigili urbani in attesa delle famose assunzioni non consente rigidi controlli sul territorio, non resta che attendere, affidarsi alla sorte, alla fantasia e, perché no, all'ironia. Protagonista il sindaco di Catania Trantino che durante il Focus, ospite di Michele Cucuzza, è stato autore di un simpatico siparietto scaturito da un messaggio di WhatsApp inviato da una nostra telespettatrice. Volevo ringraziare il sindaco Trantino e il giornalista Gemana, autore dei famosi servizi che piacciono tanto al sindaco. Dopo il vostro interessamento è stata finalmente ripulita la strada di via Calliope, ne parlavamo all'inizio di trasmissione. Sono felice, la speranza è che adesso rimanga pulita. Ecco, un'idea potrebbe essere quella di affittare un camper a spese dell'amministrazione e mettere Tonino De Mara lì a vigilare con la telecamera, così nessuno sporca. Signora, lo spero anche io, vivamente. Vabbè, il sindaco si impegna, diciamo che si sta impegnando. In attesa di trovare un camper, con i tempi che corrono al comune, bisogna essere sempre prudenti con le spese. Abbiamo noi la soluzione. Eccola. Sindaco, grazie per aver messo a disposizione il camper, anche se a spese dell'amministrazione comunale. Io in via Calliope ho trovato una roulotte, è un po' in disuso, è un po' difficoltoso anche l'accesso, proviamo ad entrare. Scherzi a parte, la roulotte in questione non è abitabile e soprattutto non è nostra. È ferma da tempo in via Calliope, sì, via Calliope, circondata da rifiuti e dalle erbacce. La utilizziamo per cercare di scovare qualcuno, ci nascondiamo, ma non siamo fortunati. Su suggerimento del sindaco Trantino non resta allora che attendere il famoso camper. Da dentro e di notte gli appostamenti potrebbero essere più efficaci. Una roulotte abbandonata che fa parte della spazzatura in via Calliope, da non credere. Vabbè, si scherza un po', ma non tanto, sindaco. Adesso facciamo la pausa, tra poco per il calcio, le difficoltà del Catania a ritrovare la vittoria, il crollo del Messina in casa, ma anche la mancanza di continuità del Palermo. Tutto questo tra poco, vi aspettiamo. Prendiamo il calcio, il Catania non va oltre il pareggio in casa della Turris. Dopo il vantaggio di Inglese, Guglielmotti si fa espellere e i campani pareggiano. Squadra con tante assenze in vista del derby con il Messina. Marco Carli. Il destino in pochi giri di lancette. Il Catania, dopo essere passato in vantaggio con il quinto gol stagionale di Inglese ed aver indirizzato in avvio di ripresa una partita difficile, decide di complicarsi la vita. Anche nella notte di Halloween, come era successo con il Latina, i rossazzurri subiscono lo scherzetto, anzi se lo autoinfliggono. Guglielmotti, protagonista poco prima del cross per la rete di Inglese, si fa ammonire 2 volte nel giro di pochi secondi e viene espulso. E la partita, che aveva avuto una piega positiva per il Catania, cambia decisamente registro. L'espulsione un pochettino ha cambiato le cose. Ho fatto entrare Stoppa per dare un pochettino di coraggio in più, per giocare un pochettino più alti, dare l'impressione alla Turris che volevamo fargli male una volta conquistata la palla. Non ci siamo riusciti. Dopo una pressione costante, la Turris trova la rete del pari con Ekuban e nel finale il Catania si salva con Adamonis in uscita su Nocerino e con Montalto che salva sulla linea su tiro di Bolì. Una prestazione generale su cui influisce di sicuro l'espulsione, ma che non era stata certo brillante neppure nel primo tempo, quando il Catania non è stato mai in grado di innescare il proprio attacco. Poteva fare molto di più, però per l'atteggiamento, per quello che hanno dato i ragazzi, per l'impegno, è stata una partita positiva fino all'espulsione di Guglielmotti. E adesso la partita col Messina, a cui i rossazzurri arriveranno senza Quaini e Guglielmotti squalificati fra gli infortunati, da verificare il possibile rientro di D'Andrea. Seconda sconfitta consecutiva per il Messina, battuto ieri sera al Francoscoglio dalla Cavese con il punteggio di 3-1. I giallorossi, terzultimi in classifica, perdono anche l'imbattibilità interna. Sergio Colosi. Ai 6 gol dell'Avellino se ne aggiungono 3 della Cavese nello spareggio salvezza che equivale a mezza sentenza. Il Messina terzultimo è in crisi irreversibile, mentre i campani salutano la zona play-out. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, Cavese protagonista a senso unico nella ripresa. Giallorossi in vantaggio al 20° con Petrungaro, la cui torsione aerea è vincente sul traversone di Lia.
La svolta in 2 minuti, Luciani al 38esimo sfiora il raddoppio di testa e al minuto 40 pareggio della Cavese con Diop e deviazione decisiva di Marino che spiazza Krapicas. Il Messina, sfortunato nell'episodio, crolla con i suoi giovani e nel secondo tempo i campani hanno un altro passo. Modica cambia 3 pedine e il Messina si sbilancia. Gli ospiti ringraziano e passano all'incasso perché la difesa sbanda più del solito. L'1-2 al 16esimo è firmato da Fella, con assist addirittura del portiere Boffelli e la difesa avversaria fuori posizione in blocco. La scena si ripete dopo 4 minuti e il nuovo entrato Vigliotti blinda la prima vittoria in trasferta della Cavese, mentre il Messina, rimasto in 10 per l'espulsione di Marino, perde anche l'imbattibilità interna. Palermo alla ricerca della continuità, rosanero che non riescono a inanellare 2 vittorie consecutive da 8 mesi. Domenica al Barbera arriva il Cittadella. Marco Gullà. Ogni qualvolta che il Palermo deve compiere il cosiddetto salto di qualità non ci riesce. È successo di nuovo nel match di Mantova di mercoledì scorso. Una vittoria avrebbe permesso ai rosanero di avvicinarsi ai piani alti, ma la formazione di Dionisi non è riuscita a graffiare, portando a casa un solo punto al termine di una partita noiosa e con rare emozioni. Domenica il Palermo torna al Barbera, arriva il Cittadella che nel turno infrasettimanale ha bloccato la Sampdoria. Storicamente è una squadra ostica, se guardiamo la classifica facciamo un errore perché per il Cittadella è una squadra che ha sempre ottenuto obiettivi importanti con le squadre che ha costruito, quindi dobbiamo recuperare energie e preparare al meglio la prossima partita perché, come hai detto tu, veniamo da 3 risultati utili e dobbiamo continuare. Manca la continuità. Sono passati addirittura 9 mesi dall'ultima volta che il Palermo è riuscito a vincere 2 partite consecutive in Serie B. A febbraio 2024 i rosanero guidati da Corini riuscirono a battere il Bari, la Fenalpi Salò e il Como, centrando addirittura 9 punti in 3 partite. Domenica contro il Cittadella dovrebbe tornare tra i convocati Brunori, assente già da 2 gare. Noi ci fermiamo qui, il TG torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.